Finalmente una buona nuova per la Sardegna e per l'Ogliastra. L'aerostazione di Tortolì, considerata una cattedrale nel deserto per 12 anni, dopo aver ripreso l'attività nel corso dell'estate con l'arrivo di 400 velivoli dell'aviazione civile per la programmazione turistica ed in attesa del via libera al progetto Alia Arbatax per i voli dell'aviazione generale, sarà operativo tutto l'anno come sede del distretto aerospaziale della Sardegna. Tortolì può aspirare a diventare la più importante piattaforma di test e certificazione nazionale per lo sviluppo di tecnologie legate al mondo dei velivoli senza pilota. In Ogliastra verranno messe a disposizione infrastrutture e mezzi come appositi sensori per il rilevamento in volo dei droni, che saranno gestiti in tempo reale dalla sala operativa del poligono interforze di Salto di Quirra. Il progetto Sardinia Wave Test Range ha l'obiettivo di consentire alle infrastrutture aeroportuali e alle aviosuperfici dell'isola di sviluppare piattaforme di test, validazione e certificazione di sistemi a pilotaggio remoto di livello internazionale. Professor Cao, possiamo parlare di momento storico, di un altro obiettivo raggiunto per festeggiare i 10 anni di attività? Direi proprio di sì. Iniziamo la seconda decade di vita del distretto con l'inaugurazione degli spazi che abbiamo acquisito qui a Tortolì. Abbiamo a disposizione un hangar estremamente funzionale, prospiciente alla pista, abbiamo a disposizione una serie di uffici molto ben curati, e con evidentemente la sinergia che svilupperemo evidentemente nell'ambito dell'accordo con il Ministero della Difesa potremo sfruttare anche e utilizzare tutte le infrastrutture militari presenti nel poligono interforze Salto di Quirra. Infatti virando a sud una volta decollati verso il mare dall'aeroporto si entra negli spazi, diciamo così, osservati e osservabili attraverso queste importanti infrastrutture, che io credo potrà dare all'Ogliastra, naturalmente, alla Sardegna e più in generale all'intero sistema paese un contributo importante in questo scenario di crescita che avranno evidentemente nei prossimi 10-15 anni i velivoli senza pilota. Quanto è stato difficile raggiungere questo obiettivo di cui lei ci parla da almeno 5 anni? Ma le difficoltà in realtà erano strettamente legate alla necessità ovviamente che l'infrastruttura fosse riaperta al traffico. È stata riaperta al traffico credo a giugno di quest'anno e ovviamente il distretto non aveva la possibilità di erogare risorse di locazione su una infrastruttura che non ne consentiva l'utilizzo. È stata riaperta qualche mese fa, noi immediatamente ci siamo, diciamo così, rimessi al passo rispetto ad accordi che avevamo sottoscritto nel passato e siamo qui ben felici di esserci, convinti che è un primo passo molto significativo per andare a creare questa infrastruttura territoriale più ampia. Evidentemente già noi abbiamo da qualche anno, da 3 o 4 anni, in affitto l'aviosuperficie di Aliquirra, prospiciente il poligono interforze lato per Das de Vogo, quindi l'idea è quella proprio di avere più aviosuperfici, più aeroporti in linea teorica che ci consentiranno di sviluppare questa grande infrastruttura isolana, unica, ripeto, a mio modo di vedere a livello nazionale. Una delle cose più importanti da sottolineare è che in occasione della conferenza stampa di oggi sono arrivati molti dei soci del distretto. Beh, i soci del distretto evidentemente godranno, soprattutto quelli che si occupano di droni, e sono tanti, godranno di questa infrastruttura, la potranno utilizzare con degli accordi specifici che andremo a sottoscrivere, ma è chiaro che per loro si aprono degli scenari impensabili, nel senso che oggi evidentemente i test dei droni prevede di poter operare in ambienti estremamente sicuri per il resto del territorio, questo lo è sicuramente, e quindi godranno di questa infrastruttura e sono certo svilupperanno delle tecnologie in tempi molto più rapidi rispetto ad altri che non potranno usufruire di diciamo, di un asset, di un patrimonio così rilevante.